Buongiorno, Sasà. Mamma mia, visto che camera fa oggi? Mamma mia, te volesse fare sta a te qua in questo cortile. A una certa ora si crea tutta una cappa di calore. E proprio per questo ho detto vicino a mia moglie Filone. Perché oggi, visto che fa caldo, non facciamo una presella fresca fresca. Un filo d'olio, un po' di tonno, 2 pomodorini, olive bianche, olive nere e una bella cipolluzza 9. Bella. Che le viene mamma, facciamo la presella fresca fresca, no. Ma faccio una bella pasta e posile. Ah, boh, però, in fin dei conti la pasta è possibile, comunque è una pietanza fresca. Sì, se ci metti olio, cipolla e E pisello. che ci vuoi mettere più? Invece lei ci mette olio, cipolla, piselli, 300 grammi pancetta, 10 uova e 400 grammi di parmigiano. E non finisce qui. Il secondo, provola la pizzaiola, 2 melanzane affungetielle e poi la volesse fare a mia suocera. Si aveva 2-3 bicchieri di vino e poi si addorme vicino alla tavola. Mamma, pure a me, io oggi vengo a mangiare mamma. Proprio bene mamma, ci vicino a mia moglie, ci Carmen. Lo sai che faccio? Scendo, vado a cattare 2 cozze e faccio un bello pasta e fagioli. Bene. Pomodorini, ecco. Fresco. E che faccio a squattro? Mamma, ma a squattro non fanno pasta e fagioli che cozze? Mi sembra esagerato. Quando viene la mamma, tu dovresti fare antipasto. Primo, secondo, o primo contorno, o secondo contorno, frutta, dolce e limoncello. Invece quando viene mamma, tanto che pressa, e tanto che se non può fare, e tanto fa capo, e tanto sta stanca. No, ci fare una cosa veloce perché abbiamo avuto creato un calcetto. Allora ci troviamo, ma non ci capite, ma allora mamma sa da mangiare sempre queste cose. No, allora sai che faccio? Oggi faccio un bello pacchero con stocco. A mamma lo stocco non ci piace, che le vuoi fare apposta. Allora io devo fare la mezza per poter vivere. Bravo. A ci devo scendere, va a cattare 2 mozzarella e un po' di prosciutto. E così faccio io e non mi interessa proprio. Fai bene. Boh, dico io, tu guarda la mente sempre, in questo caso, chi è lo fortunato? Io o tu? In questo caso 1-1, palla al centro.